Buongiorno a tutti e benvenuti a questo percorso formativo che ne ha realizzato nell'ambito del suo ruolo di coordinatore nazionale del Patto dei Sindaci. È un percorso formativo che abbiamo realizzato su incarico dalla parte di Regione Veneto che sulla base di un'indagine svolta sul territorio vuole rivalorizzare il proprio ruolo di coordinatore regionale. Abbiamo coinvolto i coordinatori, i sottoscrittori, i supporter di questo programma europeo e sulla base delle esigenze formative manifestate dagli intervistatori come coordinatori di secondo livello, quindi le province e le unioni dei comuni, abbiamo focalizzato la necessità e quindi pianificato e organizzato un ciclo di incontro sulle tematiche, sui 3 pilastri del patto dei sindaci che sono la mitigazione, l'adattamento, la povertà energetica e oltre anche degli altri aspetti, tipo quello di oggi che è proprio l'aspetto finanziario, un aspetto identificato come molto importante da implementare, per il quale i sottoscrittori e anche i coordinatori regionali e locali ci chiedono un contributo aggiuntivo e saranno qui presenti con noi, avremo 2 relatori, l'architetto Franco Alberti di Regione Veneto e la dottoressa Ciacchi dell'Osservatorio del Recovery Plan che ci parleranno del finanziamento dei piani in azione per l'energia e il clima nella pubblica amministrazione. Franco Alberti, che voglio introdurre, quindi il nostro referente della collaborazione di Regione Veneto, è direttore dell'unità organizzativa programmazione energetica e strumenti per incentivazione della Regione Veneto. Ha un'esperienza pluridecennale nel campo della pianificazione territoriale e della collaborazione territoriale europea. Si occupa in particolare dei temi della transizione energetica attraverso la programmazione di fondi e il coordinamento e pianificazione energetica. Il titolo infatti del suo intervento sarà la promozione FES 2021-2027 in Regione Veneto per la sostenibilità. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Intanto inizierei con una breve digressione, visto che anche giustamente Patrizia mi ha presentato come... allora avviamo la slide, intanto così. Eccoci qua. Allora, dicevo, visto che mi ha presentato anche nella mia veste, nel mio passato anche di pianificatore, comincerei subito con una digressione, perché quando parliamo del rapporto che ha un PAES con la strumentazione finanziaria, in realtà stiamo anche affrontando uno dei punti deboli del sistema della pianificazione, a mio avviso, cioè mi permetto un po' di sottolineare come molto spesso c'è una mancanza di linearità di relazioni tra il piano e la sua attuazione. Questo come discorso un po' generale su tutto il sistema della pianificazione. Anche per i PAES, nonostante siano strumenti che in realtà attraverso i piani di azione prevedono non solo degli impegni ma anche, voglio dire, delle misure specifiche, anche per questa tipologia di piani, di strumenti volontari, come viene anche magari per altri strumenti volontari come il contratto di fiume, e meno in realtà rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica, di pianificazione territoriale, risulta più che opportuno capire quale potrebbe essere la mappatura delle risorse per riuscire ad attuare davvero le previsioni di questo piano, che in realtà, appunto, si diceva, i piani diversamente dal progetto edilizio. Il progetto edilizio in realtà è composto certo di una parte certamente progettuale, corredata da elaborati grafici, però c'è anche una parte che riguarda proprio invece degli strumenti che individuano delle risorse, che individuano, voglio dire, dei fabbisogni. Questo molto spesso invece non accade nei piani. Quindi bisogna costruirsi un po' un sistema che va a mappare tutte quelle che potrebbero essere risorse. Oggi quello che presenterò ovviamente è
sono le misure che esistono all'interno del programma regionale appunto 21-27, quindi praticamente il programma che gestisce delle risorse europee a regia regionale che appunto sono messe a disposizione con specifiche misure che potrebbero essere utilizzate nell'ambito appunto delle previsioni che ci sono all'interno dei PAES. Allora, intanto una breve descrizione di cos'è il programma regionale. Allora, è frutto sostanzialmente di un percorso di programmazione congiunta che ha visto appunto la Regione confrontarsi nell'ambito di un tavolo di partenariato per le politiche regionali, quindi è una cosa anche abbastanza pensata, nel senso, nel strutturare le misure abbiamo pensato di attivare dei confronti con le autorità pubbliche locali, quindi anche con le rappresentanze da parte appunto degli enti locali, i rappresentanti ovviamente delle categorie economiche per affrontare le principali sfide che attendono il Veneto nel suo cammino verso il 2030. Di cosa tratteremo oggi? Tratteremo ovviamente delle diverse misure, nel senso ci sono 5 priorità, ve ne descriverò una perché è quella forse che più ci interessa, che è la priorità 2, in cui sono state allocate, voglio dire, delle risorse anche ingenti, più di 300 milioni di euro. La priorità 2 riguarda l'Europa, praticamente la costruzione di un'Europa più resiliente, più verde, a bassa emissione di carbonio e diretta verso un'economia zero appunto di emissioni, e come la si può attuare attraverso ovviamente la promozione di energia pulita, di investimenti verdi e blu, un'economia circolare e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione, che è un po' il tema un po' affrontato dai PAES. Rispetto a questo, quindi le sfide che si sono appunto pensate è quella appunto di incrementare anche tutta una serie di attività che i comuni, voglio dire, si trovano in primis ad affrontare. Entrando poi appunto nel merito, adesso passiamo alla diapositiva seguente, scusate. Eccoci qua. Allora, entrando poi nel merito, quello che dicevo appunto, l'importante di queste misure che abbiamo pensato è stato quello di promuovere l'efficienza energetica, favorire l'energia praticamente pulita e soprattutto accessibile, garantire quello che si diceva prima rispetto ai cambiamenti climatici, la resilienza alle catastrofi, quindi ridurre anche tutta una serie di fenomeni conseguenti relativi soprattutto alla sicurezza del territorio, supportare quindi le misure di adattamento. Andiamo alla diapositiva successiva, che ci illustra invece la priorità 2. Ogni priorità ha degli obiettivi specifici. Quelli che tratteremo oggi saranno relativi alla promozione dell'efficienza energetica. Sostanzialmente questo è un tema importante, ribadito da una recente direttiva di settembre, con particolare riferimento, secondo il mio punto di vista, agli impegni che le amministrazioni comunali dovranno assumersi, le amministrazioni pubbliche in generale, nell'aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici. Poi la questione ovviamente della promozione delle energie rinnovabili, la promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, l'obiettivo specifico 2.4, e praticamente l'obiettivo 2.6, che è quello promozione della transizione verso l'economia circolare che si diceva prima, e poi rafforzare proprio la protezione e la preservazione della natura.
Allora, slide 4. Della priorità 2, allora analizzando un po' le specifiche misure che sono state inserite, abbiamo intanto la promozione dell'efficienza energetica finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas e dell'effetto serra. Ecco, rispetto a questo praticamente sono state individuate delle ingenti risorse, parliamo di 79 milioni di euro. I destinatari di questa misura sono praticamente proprio le amministrazioni pubbliche. Cosa si vuole con questa misura? Sostanzialmente portare a un'efficienza energetica degli edifici pubblici, quindi edifici diciamo non residenziali, quindi vanno dal municipio alla palestra e a tutte le altre attività collettive che vengono gestite spesso dal comune, anche perché appunto c'è questa cosa che è stata imposta con questa direttiva europea, un obiettivo piuttosto sfidante, che è quello di avere un progressivo efficientamento energetico degli edifici, del patrimonio pubblico comunale e anche delle altre amministrazioni pubbliche, pari a l'1,9% del proprio patrimonio ogni anno. Quindi insomma è un obiettivo piuttosto sfidante. In questo senso abbiamo pensato appunto anche di inserire delle risorse particolarmente ingenti. Passiamo poi invece a un'altra misura che è stata prevista praticamente, che è quella relativa invece ad un pacchetto sostanzialmente, e queste le gestiamo proprio noi, mentre le altre misure gestiscono altre direzioni. La direzione energia invece gestisce questo pacchetto di misure che è la 2.1 praticamente, che riguarda le comunità energetiche e diciamo l'autoproduzione e l'autoconsumo diffuso sul territorio. Un tema abbastanza nuovo, se ne è parlato nel corso di questo anno e mezzo. Finalmente adesso il decreto ministeriale che era tanto atteso è stato licenziato dalla Commissione e cominceremo effettivamente non solo a parlarne, ma probabilmente anche a praticare, voglio dire, la comunità energetica, nel senso che fino a questo momento ci sono state delle sperimentazioni, ma da adesso in poi crediamo che appunto arrivi il momento in cui le comunità energetiche diventano una realtà diffusa nel nostro paese e anche nella nostra regione. L'altra misura riguarda invece l'efficientamento sostenibile attraverso le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Cioè, anche questo è un tema che riguarda in particolare la questione urbana, la questione delle città. Contiamo che ci sia uno sviluppo effettivamente anche diverso rispetto a quello che c'è stato fino adesso, e anche per questo abbiamo definito questa misura. E poi il tema emergente, che è quello della produzione di idrogeno verde. Ovviamente avremo dei destinatari che non sono solo i comuni, ma anche le imprese, le piccole e medie imprese, non le grandi, e le pubbliche appunto amministrazioni. Passando alla slide successiva, andremo un po' a vedere nello specifico alcune questioni. Questo per esempio appunto ve lo illustro, non lo gestiamo direttamente noi, ma anche in questo caso è un obiettivo e una misura importante, molto collegata alla questione appunto del PAES, nel senso che riguarda appunto la prevenzione dei rischi, quindi azioni di mitigazione, di adattamento e via dicendo. Cioè, in questo caso si vanno a finanziare interventi per la prevenzione del rischio, il potenziamento
di strutture per il controllo appunto delle sale operative territoriali e logistiche, cosa molto importante visto gli eventi che si ripetono anche con una certa purtroppo frequenza ultimamente. Poi ovviamente la messa a norma sismica del patrimonio edilizio pubblico, altro tema molto importante. Questi interventi strutturali e strategici praticamente vengono fatti anche sui fiumi, quindi anche la difesa della parte idrologica, come ovviamente ce lo ricordano gli ultimi eventi. I destinatari ovviamente, anche qui abbiamo enti pubblici e anche qui come risorse abbiamo 150 milioni di euro, insomma abbiamo messo proprio una buona parte della misura dell'asse è proprio caratterizzata da questa misura. Per quanto riguarda invece la transizione ecologica verso un'economia circolare, abbiamo pensato anche di finanziare praticamente un piano della gestione dei rifiuti urbani e anche questo ha un impatto, voglio dire, da un punto di vista della visione di sostenibilità che la regione vuole dare. Gli interventi che si pensano appunto che possono essere utilizzati riguardano appunto l'economia circolare a sostegno appunto di processi di produzione ed efficientamento nelle pubbliche e medie imprese, che anche qui ovviamente è un dato importante, soprattutto riguarda anche le emissioni in atmosfera, cioè le nostre pubbliche e medie imprese abbisognano proprio di un efficientamento che le rendano più compatibili con gli obiettivi dell'economia circolare. Andando avanti con la descrizione delle altre priorità, avremmo invece praticamente le infrastrutture verdi. Ecco che questo è importante soprattutto in ottica PAES, la questione della multifunzionalità e la capacità di fornire servizi ecosistemici. Abbiamo sentito parlare molto spesso anche di isole di calore, eccetera. Bisogna in qualche maniera che vengano anche finanziati quegli interventi che in qualche maniera si contrappongono ai cambiamenti climatici in un'ottica anche di adattamento. Anche in questo caso abbiamo una trentina di milioni di euro destinati a questa misura. Passando alla diapositiva successiva invece entriamo un po' più nel dettaglio di quello che noi come direzione energia ci occupiamo direttamente. Allora, abbiamo detto che c'è un obiettivo che è quello di promuovere l'efficienza energetica e quindi l'efficientamento energetico appunto che facevo riferimento prima era quello relativo anche alle imprese. In questo caso appunto promuoveremmo le energie rinnovabili in conformità alle recenti direttive, anche recenti direttive europee, compresi i criteri di sostenibilità che vengono previsti appunto dal nostro FES, dal nostro piano. In sostanza, in questo caso, la diapositiva successiva, eccoci qua. In questo caso allora avremo l'efficienza degli edifici pubblici, quindi non residenziali, che appunto la dotazione complessiva che abbiamo previsto in questo arco temporale 21-27 è circa 48 milioni di euro. E su questo posso dare anche una notizia in diretta, nel senso che è stato recentemente aperto un bando appunto il 20 novembre, quindi anche i comuni che sono interessati ad efficientare il proprio parco di edifici pubblici, invito anche ad verificare se questo bando coglie appunto delle necessità che in questo momento magari avete già in previsione nell'efficientamento degli edifici pubblici. Invece per quanto riguarda questi edifici pubblici
appunto, dando alcuni dettagli sul bando, la dotazione finanziaria rispetto alla misura complessiva è per quest'anno appunto di 20 milioni di euro. Riguarderanno praticamente progetti di efficientamento energetico. Le spese ammesse sono anche le spese tecniche, ovviamente le spese per i lavori e le consulenze che sono sempre necessarie quando ci si trova di fronte al tema dell'efficientamento energetico. La data di apertura, abbiamo detto, appunto è recente, è del questo 23 novembre, e quindi fino al 31 gennaio avete tempo un po' di verificare la possibilità di intervenire con le vostre previsioni. Allora, andando poi successivamente, l'efficientamento energetico delle imprese fa il paio con l'efficientamento degli edifici pubblici, solo che è una misura che è destinata ovviamente alle piccole e medie imprese. La forma di finanziamento è molto interessante, nel senso abbiamo 31 milioni di euro di misura e viene previsto praticamente una forma di finanziamento misto, uno strumento finanziario misto tra sovvenzione e prestito. Ovvio, ci sono dei criteri specifici di selezione, abbiamo voluto proprio individuare subito dei criteri specifici di selezione che mirino un po' anche alla qualità progettuale, alla definizione appunto del fabbisogno energetico dell'impresa e all'utilizzo della fonte di energia rinnovabile nei processi produttivi. Questi sono alcuni degli elementi. Passiamo invece all'altro tema che avevo detto, insomma, che è molto importante secondo il mio punto di vista. Adesso si cominceranno a praticamente costituire le prime comunità energetiche, visto che il decreto appunto sulle comunità energetiche è stato licenziato dalla Commissione. A breve il governo ovviamente adotterà questo decreto ministeriale e finalmente darà la possibilità alla regione, ma anche ai comuni e ai cittadini, di attivarsi per la costituzione della comunità energetica. Nel merito il FESR ha previsto appunto una dotazione di 10 milioni di euro, quindi è una cifra secondo me molto importante, in cui sarà possibile attivare le comunità energetiche per l'autoconsumo e l'utilizzo appunto dell'energia, e anche in un'ottica non solo di riduzione dei consumi ovviamente, ma anche di contrasto alla povertà energetica. Pensiamo che appunto i soggetti beneficiari sono direttamente le comunità energetiche, che sono dei soggetti, voglio dire, anche autonomi dal punto di vista giuridico, e in cui vediamo invece che tra il soggetto beneficiario, ma magari anche promotore della comunità energetica, può avere proprio il comune stesso un ruolo maggiormente importante, insomma lo vediamo come attore importante nei processi appunto di sostenibilità, che passano attraverso ovviamente anche le comunità energetiche. Altra questione che appunto abbiamo pensato di finanziare è la realizzazione praticamente di reti di teleriscaldamento, cioè è una realtà che non è particolarmente stata sfruttata negli scorsi anni rispetto ad altre regioni nostre vicine, penso al Trentino Alto Adige, che utilizzano appunto anche la massa forestale, quindi direttamente per la produzione appunto di teleriscaldamento. Si finanzia, abbiamo pensato appunto alle pubbliche amministrazioni, ma anche a pubbliche e medie imprese, alle cooperative. Questo è intanto un importo che abbiamo inserito, che sono di 15 milioni di euro. Abbiamo pensato anche, visto che è un settore che non ha avuto preso e non ci sono molti impianti, di anche cominciare a intervenire sugli impianti che sono già esistenti, che hanno bisogno magari di ampliare, voglio dire, la propria rete
distributiva. Ora, l'altra azione che abbiamo pensato è quella della produzione di idrogeno verde da fonte rinnovabile. Qui è una scommessa, sappiamo che l'idrogeno, abbiamo partecipato anche, cioè siamo stati soggetti valutatori di misure che sono presenti anche nel PNR, la produzione di idrogeno verde sostanzialmente attraverso l'utilizzo magari del fotovoltaico è una realtà che comincia a intravedersi, e quindi abbiamo ritenuto anche in questo caso di accompagnare con una misura specifica di 25 milioni di euro. Adesso si sta per realizzare si sta per portare avanti il primo impianto sull'idrogeno verde all'interno di aree industriali, appunto in riferimento appunto al PNR. Stiamo vedendo che c'è un certo interesse, per cui insomma avere anche una misura in un programma regionale per noi risulta importante. Io mi fermerei qui e ringrazio per l'attenzione. Per averci illustrato così nel dettaglio quella che è la strategia, la pianificazione, la programmazione della Regione del Veneto. Ricordiamo che anche nella recente direttiva di settembre, la 1791, ribadisce al capo 2 proprio l'importanza e il ruolo guida che deve avere l'ente pubblico, sia in termini di riduzione dei consumi dell'1,9% anno e anche in termini di ristrutturazione degli edifici, quindi tutto quello che è un'incentivazione e un finanziamento da parte regionale deve essere da stimolo perché queste misure vengono utilizzate e i fondi vengono utilizzati. Io passo la parola adesso alla dottoressa Annalisa Giachi, che è responsabile dell'area ricerche di Promo PA Fondazione, che coordina l'osservatorio del Recovery Plan. La sua esperienza ventennale in indagini comparative internazionali sui temi dello sviluppo economico, delle politiche di riforma delle pubbliche amministrazioni. La dottoressa coordina e gestisce numerosi progetti di ricerca per committenti sia pubblici che privati. Il suo intervento sarà proprio il presentarci quello che è lo stato dei bandi del piano del PNRR per i piccoli comuni, progetti in ambienti di efficientamento energetico. Prego. Buongiorno a tutti. Io vado appunto, il mio compito stamattina è di farvi un po' il quadro di quello che sta succedendo sul PNRR per quanto riguarda appunto i piccoli comuni e l'applicazione dell'opportunità del PNRR ai comuni, in particolare sui temi su cui ci stiamo occupando stamattina, quindi ambiente ed efficientamento energetico. Allora, oggi parlando di PNR non posso non dirvi qualcosa di quello che è successo in questi giorni. Noi siamo dinanzi ad un piano che sta cambiando perché appunto la Commissione europea ha approvato la proposta di revisione del piano del nostro governo e quindi siamo dinanzi a dei cambiamenti che interessano anche il settore dell'energia e dell'efficientamento. Molto brevemente siamo dinanzi ad un piano un pochino più sostanzioso, si passa da 191 a 194 miliardi, aumentano le riforme a cui dobbiamo dare seguito per poter appunto essere in linea con i nostri obiettivi, aumentano le missioni, voi sapete certamente che le missioni del PNR sono 6, le missioni del PNR diventano 7 perché si aggiunge un capitolo assolutamente centrale per quello di cui stiamo parlando, che è appunto il capitolo Repower EU, che è una sorta di piano di investimenti aggiuntivi che riguarda proprio i temi dell'ambiente e dell'efficientamento energetico. Questo chiaramente ha comportato e comporterà un aumento ulteriore di obiettivi che devono essere raggiunti, quindi la sfida per il nostro paese diventa ancora più complicata
e quindi diciamo lo sforzo che abbiamo davanti da qui al 2026 è ancora più forte, ma quello che a noi interessa è che se siamo così bravi da portare a termine tutti questi obiettivi e tutti questi investimenti, noi avremo dato un contributo alla transizione green molto importante, quindi il piano contribuisce alla transizione green per un 40%, quindi diciamo è un pilastro assolutamente fondamentale, e daremo un contributo anche alla transizione digitale per un 25%. Questo per dirvi cosa. Questo è una tabella che vi riporta, avete sentito parlare sicuramente di questi famosi 15 miliardi di definanziamento, perché nella proposta italiana l'idea era togliere alcune misure che in qualche modo erano difficili da realizzare entro il 2026. La Commissione europea ha approvato questo pacchetto soltanto in parte. Come sapete, i comuni e le amministrazioni comunali si sono lamentate ovviamente per questi rischi di definanziamenti. Diciamo che la Commissione in qualche modo ha salvato alcuni investimenti importanti che rischiavano di essere definanziati, per cui sui temi anche della rigenerazione urbana in senso ambientale e sul tema dei cosiddetti piani urbani integrati sono salve alcune risorse, quindi diciamo il definanziamento sarà parziale. Questo significa che il PNRR continuerà a finanziare questi importanti interventi, anche se poi il governo italiano dovrà in qualche modo aggiungere delle risorse proprie per poter comunque portare avanti questi investimenti. Attenzione, perché in questa proposta chiaramente l'impatto maggiore era proprio sui temi dell'ambiente e dell'efficientamento energetico, quindi ci auguriamo che con questa proposta di modifica si riescano a salvare investimenti importanti per le amministrazioni comunali. Noi a che punto siamo con i famosi milestone e target del PNRR? Noi abbiamo presentato la domanda per ottenere i finanziamenti della quarta rata, che vale ben 16,7 miliardi. La richiesta è già stata avanzata, abbiamo ottenuto un ok informale della Commissione, quindi ci aspettiamo un pagamento entro dicembre di quest'anno. Parallelamente stiamo concordando i termini della quinta rata, che però nella proposta di revisione è stata fortemente ridotta, perché all'inizio valeva 18 miliardi, attualmente vale 12 miliardi e quindi diciamo abbiamo un obiettivo diciamo da portare avanti un po' più contenuto. Quindi quello che sta facendo il governo in qualche modo è spostare in avanti gli obiettivi e i target. Quindi anche qui il rischio è che poi arriveremo al 2025-26 con una sorta di imbuto per poter riuscire diciamo a realizzare tutti questi investimenti. Questo è lo stato dell'arte della spesa effettiva. La Ragioneria Generale dello Stato proprio ieri ci ha detto che fino ad oggi abbiamo speso 42 miliardi, di questi 42 miliardi però teniamo conto che ben 26 sono i crediti d'imposta legati all'ecobonus e gli incentivi che vanno direttamente alle imprese tramite ad esempio il pacchetto Transizione 4.0, e soltanto 16 sono invece miliardi concretamente spesi per quanto riguarda gli investimenti. Quindi è chiaro che adesso è venuto il momento di accelerare il più possibile. Ma entriamo un po' nel vivo del tema che a noi interessa particolarmente. Allora, questo è un po' il quadro del PNR per quanto riguarda i piccoli comuni e gli altri comuni. Allora, noi abbiamo davanti, per quanto riguarda i piccoli comuni, quindi nella parte destra della slide, 61.000, oltre 61.000 progetti in qualche modo assegnati. Cosa sono questi progetti? Come li rileviamo? Li rileviamo attraverso i cosiddetti CUP, codici unici di progetto, che sono per noi fondamentali per monitorare il PNR. Quindi quando si dà avvio ad un investimento PNR occorre chiedere un CUP, il CUP poi viene incrociato con le banche dati ANAC ed è possibile monitorare l'investimento. Se noi prendiamo i 5.367
piccoli comuni che abbiamo in Italia, diciamo l'assegnato, le risorse assegnate riguardano 61.000 quindi progetti per un importo di oltre 7,7 miliardi. Di questi 61.000 progetti, circa 1.384 per la precisione fanno parte del settore energia. In termini di importo 1 miliardo su 7, quindi circa il 14%. Nella parte invece sinistra della slide vedete invece quello che succede nel caso degli altri comuni, quindi intendiamo i comuni medio-grandi e le unioni di comuni e le comunità montane. In questo caso abbiamo 40.000 CUP, 23 miliardi di investimenti. Se andiamo a vedere però le assegnazioni, diciamo, pro capite, distinguendo sempre tra piccoli comuni e comuni medio-grandi, vediamo che i piccoli comuni in termini pro capite hanno avuto delle assegnazioni maggiori, circa 793 euro pro capite a fronte dei 554 euro pro capite per i comuni invece medio-grandi. Faccio presente che tutti questi dati sono, diciamo, elaborati da OREP, che è il nostro osservatorio sul Recovery Plan, che monitora il piano fin dalla sua partenza, e noi ci basiamo unicamente su fonti ufficiali, in particolar modo sui dati di Italia Domani, che è il portale nazionale dedicato al PNR, che ha sempre di più mette a disposizione degli open data, e quindi noi ci basiamo chiaramente su questi dati, che sono dati appunto di monitoraggio dei codici unici di progetto. Dove hanno preso i soldi i piccoli comuni? Diciamo che il grosso dei finanziamenti ha riguardato la cosiddetta missione 2, su cui i piccoli comuni hanno avuto essenzialmente il 28% del totale assegnato. Ricordiamo che la missione 2 riguarda proprio gli interventi in materia di ambiente, di efficientamento energetico, quindi diciamo qui abbiamo il grosso diciamo dei fondi che sono stati assegnati ai comuni. Molto importante però anche la missione 4, dove ci sono oltre 2 miliardi di assegnato, di finanziamenti assegnati. La missione 4, vi ricordo, è la missione dedicata al mondo del lavoro, alle politiche per l'istruzione e la formazione, al mondo della ricerca. Quindi anche su queste missioni particolarmente complesse i piccoli comuni ci sono e sono presenti e sono attivi. Ugualmente la missione 1, molto importante, 1 miliardo di investimenti assegnati ai comuni. Sulla missione 1 abbiamo tutto il tema della digitalizzazione e tutto il tema della cultura, perché la missione 1, componente 1, riguarda appunto tutta la digitalizzazione del mondo della PA e delle imprese. La missione 1, componente 3, invece riguarda tutto il tema del turismo e della cultura. Quindi anche in questo caso sottolineo che i piccoli comuni, nonostante la scarsità, diciamo, di risorse umane e tecniche a disposizione, nonostante appunto la difficoltà di operare chiaramente per affrontare una sfida importante come quella del PNR, comunque sono presenti in tutte le missioni importanti. Vi ricordo anche la missione 5, che è la missione dedicata ai temi dell'inclusione sociale, dove ci sono importanti investimenti dedicati ad esempio all'inclusione sociale, alla realizzazione di nuove infrastrutture per gli anziani e per i disabili. Anche in questo caso abbiamo tutta una serie di finanziamenti che i comuni in questi giorni, in questi mesi, stanno cercando appunto di realizzare e di mettere a terra. Ovviamente non vedete qui la missione 3 e la missione 6, perché la missione 3 riguarda essenzialmente interventi di carattere infrastrutturale, quindi sono soprattutto interventi di RFI per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile, essenzialmente sono interventi sull'alta velocità. La missione 6 invece sono i grandi interventi sulla sanità e sono a carico essenzialmente delle regioni, che poi attuano questi interventi attraverso le aziende sanitarie. Quindi i piccoli comuni sono, ma devo dire anche la maggior parte dei comuni, sono un po' esclusi da queste partite che riguardano invece investimenti più di carattere nazionale.
Questa è un po' la collocazione geografica dei progetti, quindi dei progetti che riguardano i piccoli comuni. Ovviamente il numero di progetti prevalgono le regioni più grandi, quindi Piemonte e Lombardia, che sono anche le regioni che hanno il numero più alto anche di piccoli comuni montani. Però se noi andiamo a guardare invece l'importo pro capite, vediamo che l'importo pro capite più alto si ha appunto nelle regioni dell'Abruzzo, del Molise, dove effettivamente appunto in termini di valore dei progetti finanziati guidano un po' la classifica dei piccoli comuni. Qui vi ho messo un focus particolare che è il focus sul piano borghi, che è stata ed è forse la misura più importante che riguarda i comuni sotto 5.000 abitanti. Voi sapete che un elemento distintivo di questo piano è il piano borghi, cioè una strategia che in qualche modo deve andare a sostenere e a riqualificare con tutta una serie di interventi anche ambientali, anche di efficientamento, i borghi spopolati, i borghi che attualmente sono difficilmente raggiungibili. Quindi il piano ha fatto una scelta molto netta di mettere 1 miliardo di euro per appunto intervenire su questi piccoli borghi, intervenendo con questo piano che è unico. Se voi vedete i piani degli altri paesi, una cosa di questo genere non c'è, quindi almeno una volta diciamo che abbiamo fatto una cosa positiva. Come sapete il piano borghi si suddivide in 2 grosse linee, una linea A dove ci sono grossi borghi, uno per regione, che in qualche modo sono oggetto di finanziamenti importanti e sono dei progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica, e poi abbiamo una linea B che invece è rivolta a circa 300 piccoli comuni e sono dei progetti locali di rigenerazione ambientale, culturale e sociale. Questa è una linea che sta andando avanti. Chiaramente i piccoli comuni stanno diciamo lottando con tutta una serie di difficoltà attuative, però ancora una volta lo sforzo è grande e l'obiettivo è riuscire appunto a riqualificare dei piccoli paesi che appunto in altri che rischierebbero appunto l'abbandono e la decadenza. Questo è una slide che vi ho messo solo per farvi capire a che punto siamo con l'attuazione. Questa è la situazione dei bandi, diciamo, a maggio 2023 nella parte sinistra della slide, e poi la situazione a settembre del 2023 relativamente a questa misura. Ecco, voi vedete che da maggio a settembre c'è stato un aumento del 43% delle gare e un aumento del 22% della spesa. Quindi la macchina si muove con fatica, ma si muove. Questo per farvi vedere come tutti questi progetti noi come OREP possiamo monitorarli. Ora io vi ho preso l'esempio del piano borghi, ma tutte le misure che interessano i comuni possono essere monitorate da un mese all'altro per capire appunto quanto i bandi stanno andando avanti. Vi dico i bandi perché sono chiaramente poi l'indicatore, lo strumento fondamentale attraverso il quale poi vengono attuati gli investimenti. Quando si fa il bando poi diventa un'aggiudicazione, dall'aggiudicazione si passa all'esecuzione, ecco, a quel punto piano piano ci si avvicina al cantiere, che è poi il nostro obiettivo fondamentale, perché ricordiamoci che questi progetti non devono essere semplicemente conclusi entro il 2026, ma devono essere conclusi e rendicontati. Quindi ci deve essere la regolare esecuzione e tutto il percorso deve essere assolutamente terminato. Allora, a questo punto incrociamo, se questo era un po' il quadro dei piccoli comuni, andiamo invece adesso a vedere le misure per l'efficientamento energetico. Allora, intanto volevo darvi qualche dato, diciamo, nazionale. Le misure del PNR per l'ambiente e per l'efficientamento energetico si articolano in 14 linee di investimento,
più di 12.000 progetti e la spesa complessiva è di circa 24 miliardi. Quindi questo è un po' il quadro nazionale, che poi sotto, come vedete, poi chiaramente le slide saranno messe a disposizione, quindi lo potete guardare nel dettaglio. Ogni missione ha un determinato peso. Come vedete, la missione 2, ancora una volta, quindi ambiente, efficientamento, è la più importante ed è quella che diciamo la fa da maggiore rispetto a questo tema. Queste sono le misure, cioè che cosa si intende poi alla fine per ambiente e per efficientamento energetico. E qui vi ho messo appunto la missione, la componente e l'investimento, la descrizione della misura, il finanziamento e i progetti. Ci sono cose ovviamente molto importanti. Ho cercato di mettere tutte le misure, non soltanto quelle della missione 2, ma anche quelle delle altre missioni che hanno un impatto sull'ambiente. Quindi abbiamo ad esempio questa prima misura che riguarda l'efficientamento energetico di tutti i luoghi della cultura. Abbiamo gli investimenti sui parchi agrisolari, gli investimenti sulla green communities. Noi ad esempio stiamo seguendo alcune green communities in Toscana, unioni di comuni, quindi sono progetti integrati anche qui di carattere ambientale e sociale che riguardano appunto in genere le aree montane che hanno difficoltà per quanto riguarda l'accesso ai servizi pubblici. Poi ci sono delle misure che riguardano le scuole, che chiaramente hanno interessato tutti i comuni, ma ancora di più i piccoli comuni, quindi interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici, interventi sul dissesto idrogeologico, interventi sull'approvvigionamento idrico, il potenziamento dei nodi ferroviari, interventi che riguardano la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici pubblici e così via. Quindi, come vedete, interventi abbastanza importanti e rilevanti. Queste sono le risorse, qui parlo sempre diciamo del quadro nazionale e quindi senza distinguere tra piccoli e medio-grandi comuni. Queste sono le risorse e le regioni chiaramente più privilegiate su questo tema sono il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Veneto, ma anche la Sicilia, il Lazio e la Sardegna. Ecco, queste sono invece le misure che hanno preso i piccoli comuni, quindi noi che cosa stiamo facendo? Prima abbiamo fatto un quadro nazionale sulle misure che riguardano l'efficientamento energetico e l'ambiente nel PNR, ora stiamo vedendo quali di queste misure interessano nel dettaglio i piccoli comuni e che cosa hanno preso in termini di finanziamento i piccoli comuni. Come vedete hanno preso un po' di soldi, abbastanza interessante il tema appunto della cultura, quindi l'efficientamento energetico. In questi piccoli comuni c'è magari il piccolo teatro che non è mai stato ristrutturato, che non è a norma in termini di efficientamento, c'è il museo da riqualificare, quindi tanti interventi che riguardano questo argomento. Le nuove scuole, chiaramente importante, 119 milioni di euro sulle nuove scuole mediante anche la sostituzione degli edifici, 18 milioni sulle green communities e 132 progetti. Questa è una misura che ha avuto un grande successo, che sta gestendo attualmente il Dipartimento per gli Affari Regionali, 670 progetti e 270 milioni sulla riduzione del rischio idrogeologico, la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, quindi diciamo le misure che riguardano i piccoli comuni sul tema dell'efficientamento cubano circa 1 miliardo e 100 euro per 1384 progetti, quindi insomma siamo dinanzi a degli interventi e delle misure abbastanza significative. Qui vi ho messo anche dei dettagli che poi ognuno potrà vedere se è interessato, quindi quali sono un po' le 5 regioni più importanti che hanno beneficiato dei finanziamenti. Non è solo il nord, perché come vedete qui veramente un po' il gap nord-sud scompare, perché abbiamo la Lombardia, la Campania, il Piemonte, la Calabria e il Lazio. Anche qui vedete poi in colonna le risorse che sono state ottenute e i progetti che ad oggi sono attivi, quindi CUP attivi. Vedete che le misure sono messe anche in ordine decrescente per importo finanziario, quindi potete vedere quali sono un po' le misure più importanti, così ad una prima occhiata vedete bene che diciamo gli interventi che
che sono un po' trasversali e che hanno poi concentrato la maggior parte delle risorse sono quelli che riguardano il rischio idrogeologico, che chiaramente nei piccoli comuni è un po' la priorità assoluta, e l'edilizia scolastica, quindi i bandi sulle nuove scuole, su cui ci sono state anche delle difficoltà perché il target relativo alle aggiudicazioni delle gare era un target molto sfidante, perché era appunto dicembre dello scorso anno, e quindi diciamo non tutti i comuni ce l'hanno fatta, però insomma è stato fatto un lavoro molto, molto significativo. Quindi queste sono, diciamo, le 5 regioni più importanti. Qui vi ho messo invece i comuni, cioè da questi database è possibile tirar fuori anche i comuni che hanno ottenuto più risorse, e quindi mi sembrava simpatico, ecco, dare anche questi numeri, perché poi si parla di appunto comuni che hanno nome e cognome. Quindi in Basilicata abbiamo il comune di Stigliano, che ha preso 16 milioni di euro tra rischio idrogeologico e green communities. Poi abbiamo comuni in Lombardia e in Sardegna che hanno preso tante risorse sul dissesto idrogeologico. Quindi, come vedete, diciamo, c'è anche una sensibilità dei nostri comuni verso temi che, come sapete, sono abbastanza importanti. Quindi ci auguriamo che questa sia anche l'occasione per fare quei lavori che appunto non si sono fatti per anni e che poi provocano le tragedie che abbiamo visto. Quindi ci auguriamo che il PNR possa essere anche un'occasione per poter, diciamo, risolvere queste problematiche. Questa è un'ultima slide dove ho provato a stimare quello che potrebbe essere un po' l'impatto del definanziamento sui piccoli comuni. Ora chiaramente questa è una slide che non tiene conto di quello che è successo ieri, e quindi della rimodulazione della richiesta, però diciamo l'impatto è abbastanza importante, perché diciamo circa il 50% del totale dei finanziamenti potrebbe essere a rischio. Ora non sarà così, perché, come vi ripeto, soprattutto il primo intervento, efficientamento energetico dei comuni, e anche il secondo intervento, in realtà poi il governo ha assicurato che una parte dei finanziamenti sarà coperta dal PNR e l'altra parte sarà coperta da finanziamenti aggiuntivi. C'è stato anche un annuncio ieri di un ulteriore decreto PNRR che dovrebbe appunto arrivare a giorni, in cui si farà di nuovo un'assegnazione delle risorse per queste misure più a rischio, e dove si dovranno trovare anche le coperture finanziarie per portare a casa, ecco, questi interventi. Quindi ci auguriamo che questo chiaramente avvenga in tempi rapidi e che questo rischio di bloccare le misure e i lavori che si stanno facendo non si realizzi. Io vi ringrazio, vi lascio qui i nostri contatti e la mail anche del nostro osservatorio. Grazie mille. Grazie mille, dottoressa. Io invito i partecipanti a questa sessione, se vogliono scrivere nella chat eventuali domande, che i relatori sono proprio a disposizione e vi potranno rispondere in diretta. Avrei 2 domande io, una per l'architetto Alberti, in attesa che arrivano quelli dal pubblico. In che modo si rapportano le strategie regionali con le misure della programmazione che ha presentato oggi? Sì, allora, va detto che l'avevo anche un po' accennato nei primi momenti del mio intervento. In realtà noi abbiamo fatto un percorso di programmazione congiunta che vi accennavo prima, quindi sentendo un po' tutte le componenti sociali ed economiche nella costruzione di queste misure. Però effettivamente posso dire che è stato anche presieduto da alcuni momenti specifici fatti anche con l'università, dei gruppi di stakeholders, eccetera, proprio perché la visione è quella di collegarla ad una strategia un po' più generale. È evidente che per noi l'agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile sta condizionando positivamente le nostre policy, sia per l'energia sia per la pianificazione territoriale,
e anche, voglio dire, per la questione più in generale dell'adattamento climatico, per cui abbiamo cercato di creare uno strumento che accompagnasse delle politiche esistenti e delle politiche future. In questo senso faccio riferimento che dopo aver adottato la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, diciamo la prima fase di adattamento alla strategia che ci è stata posta appunto dall'Unione Europea, stiamo lavorando ora sulla strategia, da una parte sulla strategia regionale dell'adattamento climatico e dall'altra parte con il piano energetico regionale. In questo quadro riteniamo che appunto il programma regionale sia davvero uno strumento importante che si integri all'interno delle politiche, delle policy che l'amministrazione regionale sta facendo su energia, ambiente e sostenibilità. Grazie mille. Non so se abbiamo delle domande dal pubblico. Allora, per la dottoressa Annalisa, che cosa cambia per il PNR per l'accettazione della proposta di revisione da parte del governo, da parte della Commissione? Prego. Sì, allora come accennavo prima ci sono delle modifiche abbastanza rilevanti. Ora è chiaro che nella sua impostazione il piano non cambia, quindi non cambiano le principali linee di investimento, non cambiano gli obiettivi di massima. Questo nuovo capitolo Repower EU è sicuramente un'opportunità nuova perché consente di aggiungere degli investimenti importanti che prima non erano contemplati, e quindi diciamo ci sono delle risorse aggiuntive che verranno messe a disposizione. Quindi questo nuovo capitolo Repower diventerà proprio dovrà essere trattato come appunto una nuova missione, come vi dicevo prima. Un aspetto che cambia è che chiaramente ci induce a correre, nel senso che a questo punto il governo, comunque il sistema paese non ha più alibi, bisogna andare avanti, bisogna cercare di spendere tutte queste risorse. D'altra parte una modifica era abbastanza inevitabile perché vi erano tutta una serie di progetti, vi erano due problemi. Il primo problema era la difficoltà per alcuni investimenti di realizzarli realisticamente entro il 2026. E quindi prima di non ricevere i finanziamenti si è preferito agire in modo preventivo e quindi cambiare i target, quindi è stata un'operazione di realismo. L'altro problema grosso che avevano alcuni progetti, soprattutto piccoli progetti molto frammentati dei comuni, anche sui temi dell'efficientamento energetico, riguardavano un po' il rispetto del cosiddetto DNSH, forse voi sapete che cos'è questa parolaccia, che riguarda appunto il do not significant harm, quindi il non arrecare danni significativi all'ambiente. Alcuni progetti erano stati inseriti nel PNR, ma erano progetti vecchi, cioè progetti che erano stati in qualche modo progettati e anche in parte realizzati prima del PNR. E quindi nel momento in cui poi sono andati avanti ci si è resi conto che questi piccoli progetti non erano assolutamente in linea con il rispetto del DNSH, che è veramente una di quelle cose su cui la Commissione non deroga, cioè dove c'è una rigidità assoluta. Quindi tutti i progetti devono in qualche modo rispettarlo, e alcuni di questi piccoli progettini, ovviamente essendo stati fatti prima, non potevano avere tutte le caratteristiche richieste dal principio. E quindi anche su questo allora la decisione è stata quella di togliamoli, così evitiamo poi il problema. Vediamo ora che cosa succederà con queste parziali coperture. Quindi queste sono state le motivazioni. C'è da dire che fino a un anno e mezzo fa parlare di modifica del PNR era un tabù, cioè era una cosa assolutamente impossibile di cui non si poteva parlare. Oggi 24 paesi europei hanno chiesto modifiche al PNRR, quindi ecco, d'altronde in questi 2 anni è cambiato il mondo, sono aumentati i prezzi, la guerra, e quindi diciamo il contesto è un po' cambiato e quindi si è dovuto in qualche modo adattare anche il piano. Però appunto, come dicevo, adesso bisogna correre e bisogna portare a casa il risultato. Certo.
Grazie mille. Siamo proprio al limite con il tempo, passerei allora nel frattempo, se volete mandare altre domande, noi uno spazio lo troveremo. Lascio la parola delle considerazioni finali all'architetto Alberti di Regione del Veneto, proprio come nostro committente, come organizzatore insieme ad Enea di questo ciclo formativo per il patto dei sindaci. E poi vi assicuro che le slide verranno messe, saranno disponibili comunque sul sito, e se rimanete collegati con noi avrete anche un QR code per un questionario di valutazione. Prego. Sì, grazie Patrizia. Sì, siamo alla conclusione di un ciclo di moduli informativi che io valuto anche positivamente, lo valuto positivamente anche nel senso che magari penseremo anche per i prossimi tempi, visto che ci sono sempre degli argomenti emergenti, e come Regione Veneto riteniamo che con l'ausilio appunto della vostra capacità tecnica di organizzare altri moduli formativi perché la formazione è, secondo me, la cosa forse più importante. Volevo solo stigmatizzare alcuni dati che ci portano un po' ad avere un po' di ottimismo, nel senso che quelli che ha illustrato la dottoressa Annalisa Giachi, nel senso nell'utilizzo dei fondi del PNR, il rapporto dei piccoli comuni, cioè il ricorso dei piccoli comuni che è stato importante, con tutte le difficoltà che possiamo solo immaginare, nel senso che il piccolo comune ha anche un piccolo ufficio tecnico, molto spesso i progetti sono elaborati in casa, e anche solo il ricorso alla procedura per il finanziamento è una procedura complessa, per cui in effetti sentire che il ricorso dei piccoli comuni ha avuto anche un certo successo, ed è anche nelle strategie nazionali questo, nel senso anche a livello ministeriale si stanno mettendo a disposizione delle risorse importanti, sto solo pensando, voglio dire, per le comunità energetiche, il PNR prevede un finanziamento per i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti di 2 miliardi e 300 milioni di euro, mi sembra. Rispetto alle risorse che abbiamo illustrato prima, sono una cosa importante. Quindi le aree marginali sono le aree in cui si pensa di intervenire. Noi abbiamo circa il 50% dei territori comunali che sono al di sotto i 5.000 abitanti. Come si segnalava prima, il Piemonte ha il doppio del numero dei comuni che abbiamo noi in Veneto, pur avendo più o meno la stessa superficie, quindi ci sono delle realtà che vanno sostenute. Fatto il caso, magari queste aree marginali coincidono anche con le aree montane. Ricordiamoci che il problema idrogeologico nasce dalla montagna e si trasferisce verso valle, per cui questo sostegno ci può solo che riempire, voglio dire, anche di positività, anche di entusiasmo, per cui questa cosa che noi abbiamo pensato di sostenere una attività formativa credo che sia a vantaggio di tutti i comuni, ma speriamo che sia proprio particolarmente interessante per i piccoli comuni, dando strumenti appunto che a loro servono più dei grandi comuni. Ecco, questo è il messaggio che mi sento di dare alla fine di questo percorso che abbiamo fatto insieme, ringraziando ovviamente Enea per la consueta professionalità nell'affrontare i temi. Ecco. Grazie, ringrazio l'architetto Alberti e porti saluti anche da parte di tutto il gruppo di lavoro di Enea che ci sta assistendo, incluse le colleghe di Releventi, perché tutti questi eventi sono registrati, sono disponibili sul canale YouTube e c'è una playlist proprio dedicata dove sono stati raggruppati i singoli video e le singole registrazioni. La regia adesso vi trasmetterà un QR code dove vi chiedo per cortesia di compilare questo breve questionario completamente anonimo, se volete, oppure potete lasciare i vostri recapiti mail. Questo ci permette non solo di valutare
le presentazioni, i contenuti che sono trattati, ma anche avere dei suggerimenti su degli argomenti che voi ritenete opportuno. Vi venga dato un supporto da parte nostra, e non solo come Enea ma anche da parte della Regione, per l'implementazione sempre in tutto questo contesto di programmazione regionale, comunale e quindi locale. Vi ringrazio.